sì, è pronto. Vai. È pronto. Pronto cosa? Il polpettone? No, è pronto il filmato. Ah. È pronto la prima serie, no, anzi il primo filmato della serie sulla Toscana diffusa. Ah, la nuova serie che La hai nuova fatto. serie che appunto potrà essere vista fra pochissimo. Sì. E la prima serie, la prima puntata parla di che cosa? Dovevi chiedermelo tu. Parla del Mugello, nel senso che facciamo la Toscana diffusa, cioè i luoghi meno conosciuti, ma il Mugello è proprio il luogo dove si arriva anche attraverso la via degli dei. E allora ci saranno cose veramente interessanti con una guida speciale. Chiedimi quale guida? E quale guida? Dante! No, Dante, sì, dai, giuro, meraviglia. Dante, sì. Sì. Poi andate a capire chi è Dante, Ma andate a vederla, questa cosa state in campana, su Italia Slow Tour, Turisti per caso. È il sito della Toscana. Sì, Promozione. ovviamente Dai, Toscana insomma, Promozione, eccetera, eccetera. Vabbè. Vai. Allora, Interessante. dunque... Andare a Canossa. Sì, ma hai rovinato tutta la cosa. Sì, Volevo dimmi, dire, cos'era? Visite Emilia ci segnala Ah. che arriva la primavera e bisogna andare a Canossa. Ah, va bene. Era bella questa cosa, Ah, va bene. vabbè. Ma non andare a Canossa come Enrico IV che nel 1077, scalzo e pellegrino, è andato a Canossa a chiedere perdono al Papa Ma Giovanni dai, si VII. sa ormai, Ma quante ne so, sì. No, adesso si va a Canossa per percorrere il sentiero dell'antico borgo che fa parte della via Matildica del Monte Santo. Si va a Canossa per visitare il castello, il Museo Nazionale Naborre Campanini. Si va a Canossa per godersi le ricostruzioni tecnologiche virtuali se prenotate su emilialand.com, prenotate la visita guidata. Vabbè. No, ma io ci sono andata a Canossa, ho anche raccontato Matilde di Canossa nella Signora Matilde, che potete andare a vedere appunto anche lì sui web, lo trovate, è bellissimo, è un documentario bellissimo, abbiamo preso anche dei premi. Vabbè. Va bene. Se sei andata là avrai conosciuto i componenti dell'Associazione di Volontariato Culturale Matilde di Canossa. Oh certo, la Federica. E poi via. ti sarai accorta che ci sarebbe ai piedi del castello anche l'antica acetaio comunale. Non l'ho vista. Rugna di Canossa. Invece non sapevo. ti sei persa qualcosa. Vabbè. Le informazioni www.castellodicanossa.it. Bravo, allora. Viaggiando si impara, è proprio così. E fino al 21 giugno è in corso l'8ª edizione della Primavera della Mobilità Dolce, promossa da Amodo. Amodo. Che vuole dire appunto Alleanza Mobilità Dolce. È un'alleanza di associazioni che collaborano per la crescita della mobilità dolce in Italia. L'obiettivo è coinvolgere i giovani e le scuole sul tema di viaggiando si impara, camminando si impara anche, con la maratona ferroviaria del Giubileo per esempio, no? E per scoprire i piaceri dei viaggi lenti e la conoscenza del territorio italiano. È quello che stiamo dicendo da quanti anni ormai? 10 anni, 20 anni, quando ancora nessuno ci pensava, non lo so, lo diciamo. Mobilitadolce.net. Travel Non Stop ci fa notare che siamo nell'anno santo e questo ci eravamo accorti. Sì, è vero. L'anno del giubileo. Sì. Ecco, e può essere molto importante però questa occasione per collegare l'arrivo di milioni di pellegrini al turismo delle radici, che è una cosa molto importante. Cioè i pellegrini vanno a vedere da dove vengono, magari gli stranieri, no? Che poi avevano la famiglia più che abitavano discendenti di italiani che vivono all'estero, bellissimo. eccetera, eccetera. È un progetto del Ministero degli Affari Esteri. Insomma è una cosa molto bella e molto importante. Il progetto si chiama Italea e mira appunto a coinvolgere gli italiani all'estero e gli italo-discendenti. Bello, allora, Pordenone Capitale. Dai, fanno Pordenone Capitale. Sì, è capitale italiana della cultura. Capitale italiana della cultura. Per il 2027. Sì, perché per il 2026 invece sarà l'Aquila e sarà molto interessante invece andare all'Aquila. Ma adesso è Agrigento. E quindi ad Agrigento veramente io ci sono andata tante volte, ho fatto delle riprese, ho fatto le cose e insomma ho fatto delle bello
bella la gente, saluto Elvira, Maurizio e tutto il resto, e naturalmente bella la gente anche perché si organizza per strada, no? Cioè Elvira ha fatto una cosa molto bella alla quale ho partecipato, una festa. Sì, una festa per strada con tutte le persone del quartiere che fanno festa, che si organizzano. Faccia vedere. Veramente. Gero, Ehi, Elvira! puoi portare giù i tavoli che cominciamo ad apparecchiare? Sto scendendo allora, comincio. Ok. Socialfina, hai tutto pronto? Quasi pronto. Avanti, ti aspettiamo, portati la sedia. Porta la chitarra che cantiamo. Dunque, chi devo chiamare? Hai visto che bello? Siamo in pieno centro storico ad Agrigento. Vieni che c'è Elvira che ci aspetta. Elvira, qui in centro ad Agrigento, oltre a gestire il suo bed and breakfast, ha fondato e fa parte di una social street. È un modo nuovo di vivere il centro storico, in questo caso la nostra via. Ah, guarda un altro tavolo è arrivato, grande Enzo. Ed è un modo bello per socializzare con i vicini di casa visti come risorsa. Come risorsa invece che come scocciatori, cosa classica. Come funziona? Si fa fatica all'inizio, no? Anche perché soprattutto in Sicilia c'è un po' la diffidenza, mica che solo cos'è, lì, mica cosa solo vuole lì. questa, cosa deve fare. In realtà invece è un voler dare un senso profondo alla nostra quotidianità. E allora ecco la social street, i cui principi fondamentali sono inclusione, socialità e soprattutto gratuità. Tu mi hai fatto studiare, ecco, il valore della gratuità ritorna perfettamente nei miei studi in antropologia. Il Mauss, Marcel Mauss, ha studiato il dono e il dono è una grande forza di coesione sociale perché implica che io dono qualcosa a te e tu sei in debito con me e quindi ricambi e quindi comincia una relazione tra me e te Ah, comincia un rapporto! che dura nel tempo. Cioè, questa roba, cioè che la gente la sapeva, naturalmente, è stata studiata e visto che è stata studiata adesso è stata teorizzata. Sperimentata. Bello, cosa devo dire? Più di così? No. Ah, mi trasferisco qui. Questa è la caponata. Il tortino di spatola. Quanta roba c'è da mangiare? Col vicinato non si muore di fame. A un certo punto c'è qualcuno che dice via. Non c'è un capo, siamo tutti uguali. È un principio difficilissimo, è come la democrazia. È una Cioè, quella nostra è una democrazia parlamentare. e quindi? Poi la maggioranza decide sulle cose da fare e la minoranza si adegua perché contribuisce, capisci? Però spiegatemi, com'è che siamo diventati così, ognuno a casa sua, Per i telefonini. diffidenti, poi condominio che è il luogo del terrore. Abbiamo un gruppo su Facebook, gli amministratori sono Elvira e Nadia, ma in modo molto democratico tutte le cose che noi mettiamo vengono riportate all'interno del gruppo virtuale, che poi si è trasformato invece in una cosa reale. Finalmente il virtuale è servito a qualcosa. Li abbiamo socializzati. La difficoltà è fidarsi, non so come dire, aprirsi, no? Abbiamo fatto nostra una frase di Vinicius de Moraes, che se tu ricordi, la vita, amico mio, è l'arte dell'incontro, è più incontro di così. Chiudiamo in qualche modo, chiudiamo! Bello, 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 dai, complimenti, molto simpatici e niente, ci vediamo alla prossima puntata e ricordatevi, quest'anno è Agrigento, la capitale della cultura italiana. Fate ancora andare in tempo ad andarci. Fate in tempo, ciao!